In meno di 20 giorni a Fossalta di Portogruaro sono caduti 300 mm di pioggia, il dato più alto degli ultimi 25 anni. Più in generale nelle prime 2 decadi di novembre si sono registrati valori pluviometrici che solitamente si raggiungono nell'intera stagione. Il Veneto orientale è stato l'epicentro dell'emergenza non solo sul litorale ma anche nella parte interna, con numerose tracimazioni di canali secondari come il Lemene, e proprio il consorzio di bonifica del Veneto orientale quantifica in 600.000 euro la prima stima dei danni. Il sistema ha subito degli stress notevoli, 300 e passa millimetri di pioggia caduta e soprattutto alcune rotture arginali e fuoriuscite arginali che hanno allagato alcune zone del nostro territorio, purtroppo coinvolgendo anche abitazioni. Ma il mese di novembre ha visto schierati tutti i consorzi di bonifica del Veneto, 10 in tutto, un sistema che ha evitato danni ben peggiori con la gestione delle varie piene. Ricordo sempre che noi abbiamo 400 idrovore, sono stati funzionati altre 1000 pompe, 27.000 km di canali, e questi sono canali e situazioni idrovore sorvegliate 24 ore al giorno per 365 giorni da un numero importante di nostri collaboratori, 1500 collaboratori dipendenti dei consorzi di bonifica. Qui va il mio grande grazie per il lavoro che stanno facendo e che svolgono all'interno del mondo della bonifica. Restano aperti alcuni fronti caldi, come quello dei cambiamenti climatici e del consumo del suolo ancora eccessivo. I cambiamenti climatici ci sottopongono a delle tensioni sui territori elevatissime che paghiamo in termini economici e in termini di vite umane. 2 metri quadri al secondo sono un lusso di consumo del suolo, sono un lusso che questo Paese non può più permettersi. Giuseppe Romano, Presidente Ambi Veneto.